Un caro saluto a voi tutti cari amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Cerchiamo di dare uno sguardo a cosa accadrà in questo fine settimana. Diciamo che faremo presto a fare le previsioni, visto che è presente una figura di alta pressione, come possiamo notare dall'immagine qui a fianco a me, con i colori sul giallo e l'arancione, appunto una figura di alta pressione, un anticiclone presente sul Mediterraneo, su buona parte dell'Europa, mentre con i colori sull'azzurro presenti più ad oriente si tratta di una bassa pressione che farà scendere aria più fredda, ma appunto sui settori più orientali dell'Europa. Quindi ci aspettiamo un fine settimana di tempo buono, ci saranno comunque delle nubi medio-alte in transito, ma che non porteranno a fenomeni degni di nota. La ventilazione risulterà settentrionale, specialmente nella giornata di sabato, quando avremo locali fenomeni di föhn sulle zone alpine. Le temperature non subiranno grossi cambiamenti, quindi saranno ancora piacevoli durante il giorno e superiori alle medie come temperature. Anche in montagna non farà freddo e questa situazione appunto ci terrà compagnia sia sabato sia domenica. L'unica attenzione è da dare alle nebbie che potranno essere presenti durante la notte, soprattutto sui settori centro-meridionale. Qualche possibile segno di cambiamento potrebbe manifestarsi dopo il 10 del mese, ma comunque avremo modo di parlarne meglio nel prossimo appuntamento previsto per l'inizio della prossima settimana. A tutti un buon weekend.